A Porto Empedocle cerimonia per la giornata del mare con gli alunni della provincia. Si riparla di Lillo Firetto e intanto spuntano altri candidati a sindaco di Agrigento. Presa di posizione del comitato di quartiere di Cannatello contro le disfunzioni della zona. Per la cronaca, incendio in galleria sull'autostrada A20. Bentrovati da TVA Notizie, giornata del mare e della cultura marina. Cerimonia a Porto Empedocle alla presenza degli alunni della provincia di Agrigento. Il servizio di Arturo Cantella. Si è celebrata a Porto Empedocle la giornata del mare e della cultura marinaria che ha visto la presenza di centinaia di bambine delle scuole primarie della provincia di Agrigento che hanno invaso con la loro allegria e simpatia la capitaneria di Porto Empedocle e la Guardia Costiera. L'occasione è stata dotata dalla giornata del mare, istituita ai sensi della legge del 2005, con lo scopo di sviluppare la cultura del mare, intesa come risorse di grande valore scientifico, ricreativo ed economico. Ad accogliere piccoli ospiti sono stati il comandante capitano di fregata Gazzo Tedesco con il personale militare della Guardia Costiera, ma anche con i loro marinai dell'Associazione Nazionale Marittima Italia, l'Associazione La Lega Navale Italiana, il WWF, la Riserva Naturale Orientata di Torre Sassa, il Club Nautico Punta Piccola di Agrigento. Tra i primi appuntamenti quello del cortile interno della Capitaneria di Porto, dove sono stati allestiti dei gazebo con materiale illustrativo e informativo delle varie associazioni. I volontari hanno spiegato agli ragazzi le attività svolte dalle loro associazioni, come la salvaguardia delle tartarughe caretta caretta. Quindi la visita presso la sala operativa della Capitaneria di Porto, dove è stato anche simulato un collegamento radio con audio i mezzi nautici del corpo delle motovedette della Guardia Costiera, che sono state viste da vicino nel loro punto di ormeggio presso il porto empedoclino. Celebrare questa giornata significa rinnovare un impegno collettivo, custodire il mare come bene comune, valorizzarne le opportunità e tramandarne il patrimonio delle generazioni future. Sì, anche quest'anno celebriamo la giornata del mare e delle tradizioni marinare. Ormai è diventato un momento importantissimo nel nostro anno, quindi ogni anno celebriamo questa giornata del mare che celebra e sancisce quello che è il profondo legame che l'Italia ha con questa risorsa, una risorsa che è identità e cultura, e noi siamo qui oggi per parlare di questi valori, di questa cultura con l'associazione, la Lega Navale, la Riserva di Torre Salsa, i Marinai d'Italia, per trasmettere ai giovani, alle nuove generazioni questa cultura del rispetto per questa risorsa che è importantissima per loro, affinché ci sia uno sviluppo sostenibile e una vita sostenibile. Non si può prescindere da quello che è il mare. Per qualche minuto i ragazzi sono in sala operativa a vedere e a sentire direttamente quello che succede nel polmone pulsante e attivo della Guardia Costiera. Sì, la sala operativa è il cuore pulsante della Capitaneria, è il cuore pulsante di quelle che sono tutte le attività di salvaguardia della vita umana in mare, ma anche di salvaguardia dell'ambiente marino. In sala operativa arrivano le chiamate di soccorso, i ragazzi sono lì in una mattinata reale e vedono proprio come si gestiscono queste attività e vedono trasparire l'emozione sia degli operatori che rispondono alla chiamata e sia di loro stessi che vedono i vari sistemi che noi abbiamo a disposizione per poter fare le nostre attività, e si rendono anche conto di quanto il mare è bello, ma come bisogna rispettarlo, perché il mare nasconde delle insidie ed è giusto conoscerle, perché solo conoscendole uno riesce ad evitarle. Qualcuno di questi ragazzi potrebbe innamorarsi della divisa? Assolutamente, sicuramente penso si innamori della divisa, penso si innamori di quello che è il corpo della Guardia Costiera, ma soprattutto penso che vada via da qui con un concetto, quello dell'amore per una risorsa mare che è imprescindibile e che si porterà per sempre.
E veniamo alle amministrative ad Agrigento. Stando a quanto pubblica il giornale online Agrigento Notizie, l'accordo nel centrodestra sul nome del candidato sindaco è stato raggiunto. Il nome è quello di Lillo Firetto, sostenuto da parte di Forza Italia, MPA, Fratelli d'Italia e UDC. Sempre secondo il quotidiano, sarebbe stato promosso un incontro dal presidente Schifani per definire ufficialmente la questione. E intanto, a proposito di nomi, per la poltrona più ambita di Palazzo dei Giganti spunta quello di Domenico Incardona del comitato Volare Alto, un uomo, Incardona, che fa parte della destra agrigentina e non da ora. Presa di posizione del comitato di quartiere di Cannatello. Vediamo di che si tratta con Arturo Cantella. Il comitato di quartiere Cannatello, coordinato da Giovanni Alba con 2 distinte note, ha richiamato l'attenzione dell'AICA, del Comune di Agrigento e della Prefettura, reiterando le criticità che continuano a interessare il territorio. Tali solleciti sono resi necessari alla luce del silenzio dei soggetti preposti che non hanno dato alcuna risposta concreta nonostante le diverse segnalazioni effettuate. Il coordinatore Alba lamenta la mancata attivazione del servizio farmaceutico nel quartiere Cannatello, nonostante la determina sindacale del 23 ottobre 2025 abbia autorizzato il decentramento della farmacia, malgrado l'esito favorevole del sopralluogo tecnico sui locali destinati alla stessa. Il comitato Cannatello evidenzia come tale ritardo sta generando un crescente malcontento tra i residenti e un diffuso senso di sfiducia verso l'azione amministrativa, oltre a privare il quartiere di un servizio essenziale, e in pari tempo chiede chiarezza sulle cause del ritardo e l'individuazione di eventuali responsabilità amministrative. L'altra criticità ritirata da Giovanni Alba è l'emergenza igienico-sanitaria esistente in via Ignazio Paternò, laddove permane una grave situazione già segnalata lo scorso 3 marzo 2026 e a oggi ancora priva di interventi. La situazione, afferma il presidente del comitato di quartiere di Cannatello, anziché migliorare, risulta aggravata con la fuoriuscita di liquami, la presenza di fogna a cielo aperto con conseguenti esalazioni maleodoranti e proliferazione di agenti infestanti. Tali condizioni rappresentano un serio rischio per la salute pubblica e compromettono fortemente la vivibilità dell'intera area. Il comitato di quartiere Cannatello sollecita pertanto con urgenza un sopralluogo congiunto con i delegati dello stesso comitato al fine di programmare un'immediata bonifica messa in sicurezza dell'area, auspicando interventi di espurgo e successiva sanificazione e disinfezione. Giovanni Alba, nella sua qualità di presidente del comitato, denuncia che il perdurare dell'inerzia amministrativa su entrambe le questioni, servizio farmaceutico ed emergenza sanitaria, appare ingiustificabile e non più tollerabile. In caso di mancanza di risposte tempestive, interventi concreti, il comitato di quartiere Cannatello si riserva di intraprendere quelle iniziative necessarie presso le sedi competenti a tutela dei diritti dei cittadini e della salute pubblica. La CGIL Funzione Pubblica di Agrigento esprime preoccupazione per le modalità con cui l'ASP di Agrigento ha approvato la delibera sugli incarichi di funzione e il relativo conferimento. La CGIL parla di mancanza di chiarezza sui criteri di selezione. Veniamo alla cronaca, c'è stato un incendio in galleria sull'autostrada A20. Mattinata di disagi sull'autostrada 20 Messina-Palermo, dove la circolazione è stata completamente bloccata nel tratto compreso tra Brolo e Patti, in entrambe le direzioni di marcia, a causa di un incendio sviluppatosi all'interno della galleria Petraro. Secondo le prime ricostruzioni, intorno alle ore 9:40, un veicolo, con ogni probabilità un furgone, avrebbe preso fuoco mentre transitava nella galleria, nel territorio comunale di Sant'Angelo di Brolo, in direzione Palermo.
In pochi minuti una densa coltre di fumo nero ha invaso l'intero tunnel, propagandosi anche nella canna parallela e rendendo l'aria irrespirabile. Il fumo, visibile anche a distanza, ha provocato il blocco totale del traffico, con automobilisti e mezzi pesanti rimasti intrappolati all'interno o in prossimità della galleria. Le operazioni di evacuazione si sono rilevate particolarmente complesse, proprio a causa della scarsa visibilità e delle condizioni critiche all'interno del tunnel. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco, le squadre antincendio del consorzio Autostrade Siciliane, il personale del 118, la polizia stradale e i carabinieri impegnati nella gestione dell'emergenza e nella messa in sicurezza dell'area. Lunghe code si sono formate in entrambe le direzioni di marcia, con la situazione più critica verso Messina. La circolazione è stata interrotta per consentire le operazioni di spegnimento, soccorso e successivo sgombero della carreggiata. A rendere ancora più pesanti i disagi per gli automobilisti è la mancanza di valide alternative. Da oltre un mese, infatti, risulta chiusa anche la strada statale 113 che collega Brolo a Patti a causa di una frana, circostanza che limita fortemente le possibilità di deviazione del traffico e isola di fatto l'area. Nonostante la gravità dell'episodio, al momento non si registrano feriti né intossicati tra le persone evacuate. Le operazioni di messa in sicurezza si sono concluse in tarda mattinata, intorno alle ore 13. Il piano casa sia l'occasione per rigenerare l'edilizia residenziale esistente. Lo dice il presidente degli architetti agrigentini Rino Lamendola. Il presidente dell'ordine si riferisce all'investimento di 6 miliardi di euro da parte del governo Meloni che riguardano il piano casa al fine di rendere disponibili oltre 100.000 case nei prossimi 10 anni. Si tratta, dice Lamendola, di un'ottima occasione di lavoro per professionisti e imprese. Approvato il progetto formativo Gestione e Innovazione nella pubblica amministrazione. Capofila il Comune di Grotte. Arturo Cantella. Il Comune di Grotte, in qualità di ente capofila di un'aggregazione che coinvolge i territori di Aragona, Bonpensiere, Campofranco, Milena, Montedoro, Racalmuto, Raffadali, Sant'Angelo Muxaro, Santa Elisabetta e Sutera, comunica con soddisfazione l'avvio del progetto formativo denominato Gestione e Innovazione nelle pubbliche amministrazioni. L'iniziativa è stata selezionata e interamente finanziata nell'ambito dell'avviso nazionale Performa PA, promosso dal Dipartimento della Funzione Pubblica e attuato dal Formez di Palermo, per un importo di euro 109.775 euro. Il progetto rientra tra gli interventi del PNRR, investimenti in istruzione e formazione, servizi e soluzioni tecnologici volti a valorizzare il capitale umano delle pubbliche amministrazioni locali attraverso lo sviluppo di competenze digitali e tecniche d'avanguardia e finanziato dall'Unione Europea Next Generation. Il piano formativo prevede complessivamente 300 ore di attività in modalità webinar sincrono. È stato strutturato per rispondere concretamente ai fabbisogni dei comuni aggregati. Il programma si articola in 4 aree strategiche: digitalizzazione e sicurezza, transizione digitale, atti amministrativi, nativi digitali, appalti pubblici, approfondimento del nuovo codice per la gestione del MEPA, gestione contabile e responsabilità, regolarità amministrative, gestione dei debiti fuori bilancio e rendicontazioni sui sistemi per i fondi PNRR, atti e procedimenti amministrativi, tecniche di redazione, delibere e determine, diritti di accesso e tutela della privacy. Le attività formative, comunica il Comune di Grotte, inizieranno il 1° aprile e si concluderanno il 30 maggio del 2026, segnando un passo fondamentale verso una pubblica amministrazione moderna, digitale e preparata alle sfide del futuro. Terme di Sciacca, ci sono 2 proposte per il rilancio. Vediamo. Oggi segniamo un passaggio decisivo per il futuro delle Terme di Sciacca. Dopo anni di attesa e difficoltà siamo arrivati a un momento concreto.
Sono state presentate 2 proposte importanti da parte di Terme di Saturnia e di Massinelli e Partners. Fin dal primo giorno ho creduto fortemente in questo progetto. Non era semplice, abbiamo dovuto superare ostacoli, anche burocratici, ma lo abbiamo fatto con determinazione e con il lavoro di squadra degli uffici che hanno lavorato tanto. Adesso abbiamo un obiettivo chiaro: restituire nel più breve tempo possibile piena funzionalità a un patrimonio unico della nostra terra. Non stiamo parlando solo di terme, ma di sviluppo, di turismo, di lavoro, di occupazione. La Regione mette in campo 50 milioni di euro all'interno di un modello di collaborazione tra pubblico e privato che ci permetterà non soltanto di riqualificare, ma anche di gestire e far crescere questo complesso. Siamo entrati nella fase decisiva. Andiamo avanti perché Sciacca merita di tornare protagonista. Prevenzione con una camminata tra sport e salute. Il servizio. Domenica è importante essere presenti alla camminata itinerante organizzata dall'Associazione Onde Rosa, perché il progetto di Onde Rosa è proprio un progetto di sensibilizzazione attraverso lo sport, le camminate e la condivisione con tutta la città e i cittadini di tematiche importanti, quali la prevenzione, quali l'attenzione alla salute, e di questo utilizziamo come strumento lo sport, che è un collante importante che ci permette di dare visibilità e risalto a tante tematiche molto importanti, anche per migliorare quella che è la qualità della vita di ognuno di noi e di avere un territorio che sia più attivo, più vivo, più inclusivo e quindi anche più attrattivo, dove chiunque si possa trovare all'interno nelle possibilità di poter vivere ed avere delle opportunità di attenzione per quanto riguarda quelle che possono essere le problematiche e quindi essere inclusi ed inseriti all'interno della società. Come abbia l'iniziativa quella di Onde Rosa, ci sarà domenica questa passeggiata della salute e ringrazio tutti gli organizzatori, ringrazio oltre all'Associazione Onde Rosa anche l'Associazione Onda che si è associata a questa iniziativa, ringrazio lo staff dell'ASP di Agrigento, la figura del direttore generale, il direttore sanitario e il direttore amministrativo che sono sempre a fianco ogni evento che possa promuovere la salute e la prevenzione dell'uomo, della donna in questo caso, ma dell'uomo a 360 gradi. E io in qualità di sindaco e in doppia veste anche come medico preventore sono stato presente per dare l'esempio a tutta la cittadinanza. Domenica mattina dalla cittadella sanitaria partirà l'Onda Rosa. L'Onda Rosa è d'accordo fra l'ASP e questa organizzazione no profit che parte dalla Fondazione Onda assieme a questo progetto Onde Rosa per la prevenzione di tutte le patologie oncologiche e non solo, le patologie di genere. L'anno scorso è stata una bellissima iniziativa che ha coinvolto tanti cittadini. Quest'anno partiamo dalla cittadella sanitaria e arriveremo questa passeggiata, arriveremo fino alla Valle dei Templi per poi rientrare. Questa cosa unisce sia l'attività di prevenzione secondaria verso i tumori, ma anche prevenzione primaria sugli stili di vita, perché lo sport aiuta a combattere quello che oggi è il male del secolo, la sedentarietà, l'obesità. E quindi tutti insieme contiamo di poter fare una giornata dedicata al benessere. Anche Fondazione Onda partecipa attivamente a quella che è la camminata itinerante per la salute della donna e lo fa sicuramente perché crede in quella che è la prevenzione, il riconoscimento dei sintomi legati alle patologie ginecologiche o alle patologie mentali nella donna e a quella che è poi la presa in cura della donna stessa. Oltre a quella che è la camminata dedicata alla salute della donna, grazie a Fondazione Onda sono tante le iniziative negli ospedali a bollino rosa dedicati alla donna. Sicuramente il materiale divulgativo che andremo a distribuire alla popolazione renderà le donne più consapevoli riguardo alla possibilità che hanno di fare prevenzione primaria, soprattutto secondaria ed anche terziaria. Oltre alla camminata, durante questo Open Week dedicata alla donna, Fondazione Onda ha pensato a un altro evento, un corso di formazione per operatori sanitari che parla di approccio multidisciplinare e di cura della donna.
Ripartiamo con la seconda edizione di Onde Rosa il 19 aprile 2026. È una seconda edizione forse più importante perché abbiamo avuto una grande risposta da parte dei cittadini e questa volta partiamo all'interno della cittadella per dare un messaggio appunto ancora più forte. Lo sport e la prevenzione camminano insieme per il benessere della donna. In realtà noi non vogliamo solo una presenza massiccia come è stato il 19 di ottobre di sole donne, vogliamo accanto alle donne gli uomini, ci teniamo tantissimo a lanciare questo messaggio di presenza, perché le donne spesso nel loro cammino, che può essere un cammino di malattia o un cammino legato a problemi particolari della donna che possono essere la menopausa, l'endometriosi, noi vogliamo accanto quegli uomini che spesso le sopportano e vogliamo questa presenza massiccia che sarà classificata con una maglietta bianca, a dimostrazione del fatto che non vogliamo semplicemente delle mosche bianche, ma vogliamo un'onda mista tra uomini e donne, quindi tra magliette rosa e magliette bianche. Quindi vi aspettiamo numerosi e diamo dimostrazione che veramente la prevenzione e lo sport sono la chiave vincente di un benessere psicologico, mentale, fisico. Vi aspettiamo. Abbiamo concluso, grazie per la vostra attenzione. Arrivederci.